perché noi ci deve portare delle loro città e questo consiglio salutare a nome dell'associazione Filantica Prendere Grado, a nome dei comitati comunali, a nome di socialità rivoluzionaria e di tutte le persone, i volontari, gli amici, le persone che sono venute qui. Abbiamo dimostrato che essere contro il razzismo in primo luogo dare forza, unità, coesione, possibilità di parlare, di pensare insieme il paese migliore. Oggi sono i fratelli che vengono da tanti paesi, tantissimi dal Senegal, però tantissimi dalla Tunisia, Costa d'Avorio, Ecuador, Liberia, Ghana, Nigeria, Sudan, tutta l'Asia, Bangladesh, Pakistan, America Latina, per le nostre italiane. Ora noi possiamo andare avanti, a nome della direzione di sicurezza rivoluzionaria. Voglio salutare, ringraziare tutti quelli che hanno partecipato e hanno retto la logica della fare ancora una volta il cantiere immigrato. Oggi le donne del mondo hanno parlato per dire non solo l'altro, ma per dire solidarietà, per dire ora, per dire forza. Ma domani è più importante di oggi. Domani è più importante di oggi. Domani, lunedì, martedì, ci ritroveremo a Firenze, a Milano, a Napoli, a Roma, a Costitueno, a Costituzione, costruiremo questi veri comitati italiani, costruiremo questi veri volontariato. Diamo la possibilità